In un periodo segnato da incertezze economiche, Alessia Perin ha avuto il coraggio e la determinazione di realizzare il suo progetto di vita. Ha trasformato l'ex bar Piave, in via Rizzo a Valdobbiadene, in Alle Colline, una nuova struttura ricettiva che combina tradizione e modernità. Ormai più di 2 anni fa mio papà, girando per le zone di Valdobbiadene, ha notato una nuova offerta qui, questo caseggiato, e avendo una mente imprenditoriale ha pensato appunto di creare delle camere e appunto nella parte sotto il bar. E ha pensato a questa zona perché qui c'è molto turismo e c'è molta richiesta di camere e quindi pensava fosse perfetto, ecco, posizionarci nelle colline del Pisa. Adesso qui alle Colline abbiamo 6 camere, un appartamentino e nel piano di sotto abbiamo fatto appunto il bar Alle Colline Coffee and Wine. Con camere che offrono una vista impareggiabile sulle colline patrimonio UNESCO, un servizio bar impeccabile, wifi gratuito e parcheggio privato, Alle Colline è un nuovo punto di riferimento per turisti e residenti locali. Diciamo che è stato scelto questo posto perché è un luogo di turismo, tanti tedeschi vengono qui a passare le loro vacanze e quindi gli sembrava perfetto, insomma. Ad ogni camera è stato dato un nome di ogni zona qui a Valdobbiadene, delle colline. Infatti la prima camera si chiama Grotta, la seconda Mulino, poi salendo si trova Fara e San Margherita e spostandoci un po' verso la parte destra del caseggiato troviamo Paniguzza, Gutenic, e l'ultima camera che sarebbe un mini appartamentino in cui all'interno si trovano 2 camere, un bagno e una mini cucinina, si chiama appunto Pianezze. All'interno di alcune camere troviamo anche più di un letto matrimoniale, quindi per le famiglie che vogliono venire qui a fare una mini vacanza sanno appunto di essere in una super comfort zone. Qui al bar offriamo ai nostri clienti colazioni dal dolce al salato, possiamo trovare brioche all'italiana, krapfen, oppure possiamo spostarci un po' verso il famoso brunch proponendo pancakes, tresore salati. Tresore consistono in delle brioche farcite con specchi e brie, verdure, salmone affumicato, rucola e Philadelphia per esempio. E per chi volesse fermarsi per una pausa pranzo, noi proponiamo carpaccio di manzo con mirtilli e scaglie di grana, altrimenti bresaola alla tirolese, burrata all'italiana e dopodiché una vasta scelta di insalatone, e all'interno dell'insalatone troviamo frutta di stagione, ecco. Sarà disponibile sul nostro sito allecolline.it appunto le foto delle camere e si potranno fare le prenotazioni sia via Booking, Airbnb e proprio dal sito ufficiale. E per chi volesse avere più informazioni può contattare info@allecolline.it. Noi ci siamo sui social, siamo su Facebook, siamo su Instagram, Alle Colline _basso, e per ora si può trovare la pagina di Alle Colline Coffee and Wine, però più avanti magari si potrà aggiungere anche Alle Colline Rooms.